Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Tanta cronaca anche oggi. Andremo in diretta ad Olo, dove un commando di diversi uomini ha assaltato l'azienda Prada e ha rubato scarpe per un valore di 400.000 euro. Poi andremo anche alla Biennale di Venezia, dove ci sarà la cerimonia inaugurale, alla presenza del Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani e anche del Presidente Buttafuoco. Ovviamente mancherà invece il Ministro Giuli in polemica per la partecipazione della Russia. Ma partiamo dalla cronaca giudiziaria. Udienza a Padova del processo per il femminicidio di Giada Zanola. È stata la giornata dell'ex compagno accusato dell'assassinio. Non ho ucciso Giada, non so come sia finita lì sotto. Ieri in tribunale a Padova è stata la giornata della deposizione di Andrea Favero, il 40enne camionista di Vigonza, a processo per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta il 29 maggio del 2024, gettata dal cavalcavia sopra l'autostrada A4. In aula, rispondendo alle domande del giudice e del pubblico ministero, Favero ha detto che quella notte aveva lasciato Giada sul cavalcavia viva dopo aver litigato. Non so cosa sia successo dopo, l'ho salutata e sono tornata a casa da nostro figlio, ha spiegato il 40enne, ribaltando completamente le sue prime parziali ammissioni che aveva fatto dopo la morte di Giada davanti a un poliziotto. Ammissioni che però al fine del processo sono inutilizzabili perché fatte senza la presenza del pubblico ministero e di un avvocato. Parole che, a detta di Favero, sono state pronunciate in un momento in cui si sentiva pressato dalle domande degli investigatori che stavano cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita di Giada Zanola. In aula Favero ha detto che quella notte, dopo aver consumato un rapporto sessuale con lui, Giada era uscita a piedi. Lui l'aveva raggiunta in auto ed erano arrivati al cavalcavia. Lei a quel punto era scesa dall'auto e aveva chiesto di essere lasciata lì. Non immaginavo potesse arrivare a togliersi la vita, ha detto Favero in aula. Giada nel sangue però aveva tracce e quantità di benzodiazepine tali da essere stordita. Farmaci che Favero si era fatto prescrivere ma non aveva mai utilizzato, mentre Giada le aveva usate perché nell'ultimo periodo, ha sempre detto Favero, non riusciva a dormire. Tra gli atti in mano agli inquirenti però i messaggi che la ragazza mandava ad un'amica, nei quali scriveva che nell'ultimo periodo si sentiva stanca e aveva il dubbio di essere drogata dal compagno da cui si stava separando. Servizio di Valentina Visentina, ancora notizie dai tribunali. Ieri la protesta dei genitori di Battistetti, di sindacati ma anche di amici e conoscenti del ragazzo che era morto in un incidente del lavoro nell'aprile del 2021 a Montebelluna. Questa non è giustizia, le parole dei genitori della vittima. Oggi avevamo anche la preghiera del Santo Padre perché mi ha scritto anche lui, ma neanche quella è servita. Ti aveva scritto Papa Leone? Sì, mi aveva scritto la settimana scorsa che sta seguendo la nostra vicenda e che oggi in modo particolare avrebbe pregato perché Mattia avesse giustizia. Nessuna condanna si avrebbe portato Mattia a casa nostra a occupare quella sedia che ha lasciato vuota, però così torniamo a casa ancora più tristi. Il vuoto che da quel 29 aprile del 2021 ha inghiottito mamma Monica è diventato una voragine dopo la pronuncia del giudice di Treviso che a metà mattina ha emesso la propria sentenza sul caso di Mattia Battistetti, il 23enne morto sotto un carico di impalcature sganciatosi da una gru mentre stava lavorando in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Dopo una lunga battaglia fatta di perizie, controperizie e testimonianze, la pronuncia, che manda assolti con formula piena tra imputati Bruno Salvadori, Gian Antonio Bordignon e Andrea Gasparetto, mentre condanna per omicidio colposo gli altri tre, Loris Durante, Marco Rossi e Gabriele Sernagiotto, per loro 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa, riconosciuta una provvisionale da 100.000 euro per i genitori, 50 per la sorella, 20 ai nonni. Condanna per questi imputati all'esclusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Pene troppo miti non solo per i genitori ma anche per il popolo che da anni sostiene la loro battaglia, è presente sia dentro che fuori dall'aula, cerca di ragionare a mente fredda l'avvocato di parte civile che parla di sentenza segmentata. Evidentemente nella catena di produzione dell'evento morte, cioè ha introdotto una cesura tra alcune posizioni e altre. È chiaro che si attendano le motivazioni, ma l'appello sembra scontato. Bisogna accettare fino a un certo punto anche noi quello che decide, insomma.
però certamente ritengo che la dignità e il rispetto per chi non c'è più a 23 anni meritasse qualcosa di più. Continueremo a lottare, giurano Monica e Giuseppe Battistetti, con loro la figlia Anna. Certamente sì, perché questo è stato promesso sulla tomba di mio figlio di 23 anni e questo finché avrò fiato andrà fatto, senza guardare in faccia a nessuno. Non si può sempre accettare tutto così, perché sennò è chiaro che non si va da nessuna parte. La rabbia anche dei sindacati all'esterno dell'aula di giustizia, vediamo. Ingiustizia, miseria e lutto, pagherete caro, pagherete tutto. Sono da poco passate le 10:30 quando i lavoratori, i partiti, le sigle che da anni sostengono la battaglia di Battistetti si riversano fuori dall'aula dopo la lettura della sentenza davanti il Palazzo di Giustizia. Ci sono anche i segretari generali provinciali di CGIL e CISL. C'è molta delusione, anche rabbia per la famiglia in primis e anche per la sentenza, perché continuiamo a condannare, le condanne sono state fatte di fatto sui lavoratori, quelli che sono i soggetti sopra sono stati tutelati, quindi le aziende per l'ennesima volta si tolgono il problema della sicurezza sul lavoro e soprattutto si poteva oggi veramente fare la differenza e provare a mettere in primis la vita delle persone rispetto a quello che è il profitto delle aziende. Noi continuiamo a denunciare con forza come il numero degli infortuni non diminuisce, il numero degli infortuni mortali non diminuisce nella nostra provincia e quindi dobbiamo per forza fare dei passi avanti. Serve l'impegno da parte di tutte le istituzioni, gli enti preposti, se no questa piaga continuerà. Un'emergenza, quella sul lavoro, che è quindi un trend. Per questo il caso Battistetti, dicono, riguarda tutti. Oggi non c'è stata assolutamente giustizia per Mattia e io credo che tutte le lavoratrici e i lavoratori che nei luoghi di lavoro sono costantemente a rischio dell'incolumità, della salute e della vita, oggi abbiano subito un vero e proprio affronto, una vera e propria oppressione. Noi continueremo a lottare insieme alla famiglia di Mattia Battistetti. Nei prossimi gradi di giudizio saremo sempre a fianco a loro e a fianco a tutte le famiglie dei morti sul lavoro, e soprattutto continueremo a lottare per chiedere l'introduzione di un reato di omicidio sul lavoro e per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro e maggiore prevenzione e controlli. Giustizia, giustizia, vergogna, vergogna, vergogna. Dalla cronaca giudiziaria alla cronaca nera, la rapina in villa Pieve di Soligo, il 18enne Aili Masculi è in carcere. L'avvocato Pietramale dice: oggi l'ho incontrato, con lui abbiamo stabilito la linea difensiva. Ricorderete la brutale rapina ai danni di un dentista e della sua famiglia. Abbiamo stabilito la linea difensiva e quello che io adesso farò sarà, assieme al collega Riponti, sarà la richiesta di riesame al Tribunale di Venezia per vedere le carte e per vedere eventualmente un'ipotesi di domiciliare. Così l'avvocato Giorgio Pietramala, che assieme al collega Danilo Riponti difende il 18enne Ali, arrestato per la rapina in villa messa a segno a casa della famiglia Bubola a Pieve di Soligo. Una misura alternativa meno afflittiva è questa intanto la richiesta per il giovane che si trova nel carcere di Santabona. Il ragazzo è scosso, questo ha 18 anni, è la prima volta che finisce in carcere, quindi è comprensibile lo stato d'animo di questo ragazzo, però ovviamente ha una famiglia che ritengo li incontrerò presto, ritengo siano disponibili a prenderlo in casa. Poi, ripeto, questo sarà un tentativo, dopo vedremo. L'istanza al Tribunale del Riesame di Venezia è per ora l'unico passo che possiamo fare in attesa, dice, degli ulteriori accertamenti e indagini da parte degli inquirenti. Ali, che è stato fermato subito dopo la violenta rapina, non ha voluto dare i nomi dei complici. In 3, infatti, avevano assaltato la villa minacciando la famiglia e picchiando Alessandro Bubola davanti a moglie e figli. Intanto continua da parte dei carabinieri la caccia agli altri 2 malviventi. L'avvocato Pietramala ha chiarito di non essere entrato nel merito dei fatti con il 18enne che ha incontrato in queste ore durante i primi colloqui, limitandosi a raccogliere le prime impressioni dell'assistito e a pianificare i passi formali. Non abbiamo parlato del fatto, sì. Lui si difende, dice che è stato arrestato, è stato trovato, mi ha esposto quali sono gli elementi di accusa che adesso dovremo valutare, ma non sono in grado in questo momento di dire niente. Sulla testa del giovane pende anche l'accusa di aver fatto parte
parte di un'altra rapina, quella avvenuta lo scorso anno a Refrontolo, procedimento per il quale era stata richiesta la messa alla prova in quanto al momento del fatto era ancora minorenne. Servizio di Daniela Sizia, un maxi colpo messo a segno da un comando di banditi nello stabilimento di Prada a Dolo. Andiamo in diretta da Edi Kaliman e da Simone Merlo per la parte tecnica. Edi. Ed è dove ci troviamo, direttore, a Dolo, in via Primo Maggio, già via delle Industrie, conosciuta perché è la zona industriale più grande della zona. Alle mie spalle lo stabilimento veneziano di Prada, dove intorno alle 4 del mattino un comando di 6-7 persone si è avventato con dei mezzi per sfondare il cancello che Simone sta inquadrando in questo momento, probabilmente con un muletto, perché vediamo anche dei segni per terra che ricalcano un po' quelli che possono lasciare le pale dei muletti, perché ovviamente il cancello, come vedete, è completamente spostato. Questo per farsi strada verso le porte principali dei magazzini da dove entra ed esce la merce. Sono state rubate scarpe per un valore approssimativo di circa 400.000 euro, se non di più, tanto che si ipotizza in queste ore che sia il quantitativo del furto che possa arrivare fino a quasi $500.000. All'interno, come forse riuscite a intravedere tra le sbarre del cancello, ci sono i referenti proprio dello stabilimento e i responsabili dello stabilimento di Prada qui di Dolo, che stanno parlando con i carabinieri che sono arrivati pochi minuti fa proprio per cercare anche di ascoltare quante più testimonianze possibili e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Devi sapere, direttore, inoltre che non solo il comando ha sfondato il cancello, ma ha posizionato in quest'area davanti e nella parte iniziale sostanzialmente della via dei mezzi con anche furgoni e auto, risultati tutte rubate, per bloccare l'accesso ai carabinieri, tanto che sono dovuti intervenire a piedi non appena è scattato l'allarme. Abbiamo inoltre notato che all'esterno dello stabilimento è stata manomessa, forzata la centralina elettrica, forse nel tentativo di eludere anche le telecamere di videosorveglianza di cui non solo lo stabilimento ma l'intera zona industriale è dotata e completamente tappezzata. Quindi le indagini sono in corso, sono appena iniziate e si capirà anche nel corso della giornata se i carabinieri riusciranno ad individuare o meno i responsabili di questo maxi furto. Direttore, se non hai domande, da Dolo ti restituisco la linea. Grazie molte a Edi Kaliman e a Simone Merlo. Andiamo avanti sempre con la cronaca. La polizia ha arrestato un 31enne che è appena uscito dal carcere. L'accusa è di rapina aggravata. È notte quando un 47enne americano viene aggredito in contrappescherie vecchie in pieno centro storico di Vicenza. Gli si avvicina un 31enne senegalese che, con la scusa di chiedergli una sigaretta, si impossessa del suo telefono cellulare dopo una colluttazione. Poi, secondo la ricostruzione, l'aggressore avrebbe estratto un coltello pretendendo, in cambio della restituzione del cellulare, una banconota da 50 euro. I fatti vengono ripresi dalla telecamera di un locale. Alle 2:15 di notte la polizia, allertata, con una volante in via Allende, individua l'uomo che corrisponde all'identikit dell'aggressore. L'immigrato, alla vista degli agenti, tenta di disfarsi di una banconota stropicciata che risulta essere la stessa poco prima rapinata. E vicino a dove viene fermato, la polizia trova un coltello da cucina abbandonato in un'aiuola. Il 31enne senegalese viene quindi portato in questura e durante il trasporto pone resistenza fisica, scalciando e colpendo gli agenti. Da un controllo emerge poi che l'arrestato era stato appena scarcerato la mattina stessa dopo una condanna per rapina. È stato dunque portato nella casa circondariale di Vicenza con l'accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Vediamo adesso sempre a Vicenza la vicenda di Larry Gnoli, che dopo quasi 9 mesi di carcere lascia la cella e da oggi è ai domiciliari. L'uomo è a processo per avere travolto ed ucciso, ricorderete, sulla spiaggia la professoressa Elisa Spadavecchia di Creazzo con una ruspa. Vediamo. Esce dal carcere dopo quasi 9 mesi Larry Gnoli.
È il 54enne a processo per omicidio colposo aggravato per aver investito e ucciso con la ruspa la 66enne vicentina Elisa Spadavecchia, docente in pensione di Creazzo, lo scorso 24 maggio sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Il giudice del Tribunale di Ravenna oggi ha disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo ancora presenti le esigenze cautelari, ma attenuate dal tempo già trascorso in custodia. Secondo l'accusa, Gnoli era alla guida del mezzo sotto l'effetto di cocaina, avrebbe oltrepassato l'area autorizzata e compiuto una manovra in retromarcia senza verificare la presenza di persone e dunque senza adeguate misure di sicurezza. La ruspa, inoltre, era priva di targa e segnalatori. A pesare sulla posizione di Gnoli anche un precedente del 22, un investimento mortale con positività alla droga. Nel processo sono parti civili il marito della vittima, generale dell'Arma Giovanni Sfregola, e il comune di Cervia. Il ruspista, ha detto Sfregola, andava fermato prima. Si sapeva che era pericoloso. Servizio di Ivano Tolettini e non si dà pace la famiglia del piccolo Andrea Teso, morto a 3 anni. Era andato a riposare con la madre ma non si è più svegliato. Il dolore dei genitori che dicono era sempre sorridente, ci è caduta addosso una valanga di dolore. Il bambino aveva l'argento vivo dentro, in pratica. La cosa è che inaspettata proprio. È arrivato in ospedale quando il suo cuore aveva già smesso di battere, nonostante i tentativi disperati di stabilizzarlo nella casa di Treporti a Cavallino da parte di medici e infermieri del suo EMA118. Il piccolo Andrea Teso, 3 anni, non ce l'ha fatta. Ora la famiglia non si dà pace. Mai avuto niente in 3 anni e mezzo, poca febbre, un po' di raffreddore. La cosa è... Cioè non riesco a... Se stava male, capisco, sta male il ragazzo, va bene. Ma sempre stato bene, sorridente. Andavamo per i centri commerciali, salutava la gente. Era vivacissimo. Andrea era appena uscito dall'influenza che aveva colpito tutta la famiglia, nessun lamento, autonomo, come la mamma Cucchi lo stava crescendo, sapeva esprimersi quando stava male. Questa volta nessun cenno. Dopo una notte passata a vegliarlo, perché forse aveva ancora qualche strascico legato all'influenza, Andrea era andato a riposare con la madre nel primo pomeriggio. Al loro risveglio il piccolo non ha più risposto. È stata la nonna a chiamare i soccorsi, giunti in circa 10 minuti. Nel mentre il personale del SUEM guidava la signora per il massaggio cardiaco. Date le condizioni apparse subito disperate del piccolo Andrea, si è alzato in volo anche l'elisoccorso di Treviso. Per un'ora i sanitari hanno cercato di rianimare il piccolo, trasportato poi d'urgenza all'ospedale di Jesolo. Era sempre insieme col nonno. Infatti anche mio papà purtroppo ha preso anche lui una bella mazzata. Arrivavo a casa io, me lo prendevo io, prima l'aveva il suo nonno. Sempre sorridente, ma anche sul lettino morto avevi sorriso, come una valanga che mi ci è arrivata addosso. Cosa impossibile. Andrea lascia una sorellina di 9 anni sconvolta dalla sua perdita, la mamma di origine thailandese, il papà, i nonni e gli zii. A loro si è stretta tutta la comunità di Cavallino Treporti. È una famiglia del nostro territorio che conosciamo, che è anche molto conosciuta da tanti nostri concittadini e quindi il dispiacere è tanto. Siamo vicinissimi alla famiglia. Dall'US 4 intanto fanno sapere che sul corpo del piccolo verrà svolta l'autopsia per chiarire le cause che hanno portato alla morte prematura. Gravissimo lutto per Elisa Forte e Ilario Tommasini, i rugbisti notissimi nel nord-est, nonostante le corse all'ospedale di San Daniele prima e ad Udine poi. Per il piccolo Francesco di 14 mesi non c'è stato nulla da fare. Un vuoto incolmabile ha travolto la comunità di Maiano e l'intero mondo del rugby friulano e veneto. La scomparsa di Francesco Tommasini, un bambino di appena 14 mesi che fino a poche ore prima godeva di ottima salute, rappresenta la più grande delle tragedie. È un dramma che colpisce al cuore una coppia di stimati sportivi, Elisa Forte e Ilario Tommasini, entrambi quarantenni che hanno visto volare via all'improvviso la loro gioia più grande. Tutto è iniziato domenica quando Francesco ha manifestato i primi sintomi influenzali, nulla che potesse lasciar presagire
reagire all'imminente catastrofe sembrava un malessere stagionale. Tuttavia, nella giornata di lunedì la situazione è peggiorata, il bambino ha smesso di mangiare e l'apprensione dei genitori è cresciuta, così in serata la corsa al pronto soccorso di San Daniele. Lì i medici hanno compreso subito la gravità del quadro clinico e attivato le procedure di stabilizzazione prima di disporre il trasferimento all'ospedale di Udine. Nonostante il prodigarsi dei sanitari, il cuore del piccolo ha cessato di battere intorno all'1 di notte. Al momento si cercano ancora le cause con i medici che non si sono sbilanciati. Cambia poco, dice il papà, riguardo l'esito finale che ha devastato la giovane coppia. La notizia ha suscitato un'ondata di commozione profonda, poiché la famiglia Tommasini è colonna portante del rugby regionale. Proprio sul campo da gioco si erano incontrati Elisa e Ilario. Lui, originario di Vivaro e impiegato a Maniago, è stato un giocatore carismatico, militando nel rugby Udine in Serie A e diventando poi il trascinatore del Pordenone Rugby. Come allenatore ha raggiunto la vetta nazionale conquistando lo scudetto con il Villorba femminile nel 2024. Lei, originaria di Maiano, ha condiviso la stessa gloria sportiva, essendo stata una delle atlete simbolo del Villorba con cui si è laureata campionessa d'Italia nel 2019. Oggi queste due comunità sportive si stringono attorno a una madre e un padre che attendono risposte dagli esami clinici mentre affrontano l'ingiustizia di un destino che ha strappato loro Francesco troppo presto. Allora, in corso la cerimonia di apertura della Biennale a Venezia, c'è la polemica sulla Russia, la partecipazione della Russia, non ci sarà il ministro Giuli in polemica col presidente Buttafuoco. Sentiamo il presidente del Veneto che ha appena preso la parola, Alberto Stefani. Questo tempo arrivano, quindi davvero complimenti a tutti coloro che hanno contribuito affinché questo accadesse, e per noi della Regione del Veneto è un orgoglio essere qui oggi, assolutamente un orgoglio, perché siamo in una struttura straordinaria che permetterà anche la fruizione della bellezza, e non c'è cosa migliore che investire in tutto questo. Prima è stato citato un termine, reinventare, che secondo me è molto significativo, e lo è soprattutto nella sua etimologia. Invento in latino non è qualcosa, creare qualcosa dal nulla, ma è scoprire, riscoprire qualcosa che già preesiste, e questo deve ricordarci l'importanza oggi di riscoprire il senso della bellezza e il senso della libertà, e mai come la Biennale non possiamo rinvenire il senso della libertà, riscoprire il significato profondo che questa parola può dare in un contesto come l'arte, che deve essere uno spazio libero, accessibile, occasione di dialogo e di confronto. Quindi oggi quest'opera ci ricorda e ci fa riscoprire anche questo significato profondo. Grazie a tutti. Allora, avete visto un breve intervento del presidente Stefani. Nelle immagini di Francesca Pezzo vedete anche il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, c'è anche il sindaco Luigi Brugnaro. Adesso la parola al presidente Buttafuoco. Autorità, gentilissimi miei predecessori, carissimi Paolo Maratta e Roberto Cicuto, carissimi colleghi della stampa, buongiorno. Noi siamo al nuovissimo capitolo della storia gloriosa di un uomo unico, e siamo qui nel padiglione centrale dei Giardini, che ha avuto inizio 131 anni fa, ed è l'inizio dell'avventura della Biennale di Venezia, ideata e raccontata nella leggenda delle origini dal sindaco poeta Riccardo Selvatico. In questo luogo, proprio in questo luogo, è il 30 aprile del 1895 le loro maestà Margherita di Savoia e Umberto I erano presenti alla inaugurazione della prima Biennale d'arte dell'edificio Liberty, che è qui situato, che allora era chiamato Palazzo Pro Arte.
Quindi, caro Presidente Stefani, il latino arriva sempre. Il Ministro della Pubblica Istruzione del tempo, Baccelli, tenne il discorso introduttivo, mentre Gabriele D'Annunzio si riservò uno dei finali, celebrando la città di Venezia, caro Sindaco, dall'anima antica e pur sempre novella. E poi, da quel giorno in poi, cadenza biennale, da cui sono passate tutte le evoluzioni artistiche del panorama contemporaneo internazionale. Qui si sono espressi liberamente tutti i più grandi artisti, tutti coloro i quali hanno saputo intrecciare i loro talenti con le rappresentazioni e le problematiche e così anche con i sogni e i conflitti del mondo intero. E oggi, in questo luogo altamente simbolico, che torna in questo secolo alla funzione originaria di padiglione centrale, di spazio espositivo dei curatori della Biennale, qui oggi si apre una nuova sfida ed è al termine di un'impresa che non è stata semplice, però compiuta rispettando tutti gli impegni presi. E questo edificio, con cui in passato si sono misurati grandi architetti, e voglio citare il veneziano Carlo Scarpa, è stato ora completamente riqualificato nel segno dell'innovazione più avanzata, rispettando la memoria, come è stato ricordato, degli elementi storici. E poi voglio sottolinearlo anch'io, ancora una volta, sono stati osservati i tempi e i costi indicati. Ancora una volta, ripetiamo, 16 mesi di lavoro e un investimento di 31 milioni di euro. Un grazie dunque alla lungimiranza del Ministero della Cultura per i fondi stanziati del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ringrazio il Comune di Venezia, che è proprietario di questo e degli altri siti dove opera la Biennale, e ringrazio Luigi Brugnano, il suo sindaco, che da sempre sta al fianco della Biennale. Ringrazio la Regione Veneto con il suo presidente Alberto Stefani, e ringrazio anche il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, il Presidente Luca Zaia, entrambi Stefani e Zaia, da sempre al fianco della Biennale. Ringrazio la Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia, e la collaborazione con loro ha determinato la realizzazione dell'intervento. E un particolare ringraziamento e anche un abbraccio ai Vigili del Fuoco. L'intervento è stato seguito dagli uffici della Biennale di Venezia e io in particolare ringrazio e segnalo l'eccellenza del loro lavoro. E quindi l'avete ascoltata prima l'architetto Arianna Laurenti, l'ingegnere Cristiano Schiffer, i progettisti, la direzione lavori e l'impresa questa è la diretta dalla Biennale di Venezia, la cerimonia inaugurale con il Presidente Pietrangelo Buttafuoco, che ha ringraziato il Ministero della Cultura per il sostegno finanziario, ma che però non ha fatto cenno allo strappo con il Ministro della Cultura Giuli, che è contrario alla partecipazione della Russia, mentre invece Buttafuoco ha detto che la cultura e l'arte non si possono censurare. Riferimento ai Vigili del Fuoco per
l'incendio di ieri nel padiglione della Serbia. Vediamo il servizio di Anna Maria Parisi. Una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e il vento di Bora che alimenta le fiamme. Mattinata di paura alla Biennale di Venezia, dove un incendio è divampato sul tetto del padiglione Serbia. Il rogo ha interessato la copertura esterna della struttura senza coinvolgere persone né danneggiare le opere esposte e originato nel corso della ristrutturazione del padiglione stesso, ovvero durante i lavori di coibentazione proprio nel corso della stesura della guaina. Ora è da capirne le ragioni. Non si esclude né un guasto tecnico, ma nemmeno l'errore umano, forse generato da un mozzicone di sigaretta. Le fiamme si sono riaccese più volte nel corso della mattinata, mentre il fumo ha oscurato il cielo sopra Venezia, attirando l'attenzione di residenti e visitatori. Ora sarà la perizia affidata ai vigili del fuoco a individuarne con esattezza le cause. Vero è che le raffiche di vento della mattinata hanno reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento, con i vigili del fuoco impegnati a lungo e supportati anche dai mezzi nautici della polizia locale. Notte di paura a Mortisa di Cortina d'Ampezzo, dove un incendio che si sospetta di natura dolosa ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Presa di mira l'abitazione dell'imprenditore immobiliare Gianluca Gaspari. L'uomo, sorpreso nel sonno, è riuscito a salvarsi per un soffio, riportando però delle ustioni. È stato svegliato nel cuore della notte da alcuni rumori sospetti, poi l'ha scoperta. Le fiamme stavano già avvolgendo l'ingresso della sua abitazione a Mortisa, località dove si sta lavorando per la costruzione della cabinovia Pollonio-Socrepes. A Cortina d'Ampezzo si è sfiorata la tragedia. Qualcuno ha appiccato il fuoco a un mucchio di legna cosparso di benzina posizionato davanti alla porta e alla finestra, di fatto le uniche vie di fuga dell'appartamento, ha riferito al cronista del Corriere delle Alpi il proprietario Gianluca Gaspari, noto immobiliarista di Cortina. L'imprenditore, rientrato poche ore prima da un viaggio, si è trovato davanti l'incendio già in fase avanzata. Con indosso solo pochi vestiti, è riuscito a uscire di casa e ha tentato di spegnere le fiamme con un badile, evitando che il rogo si propagasse all'interno dell'abitazione ricca di elementi in legno. Attorno alle 2:20 sono stati allertati i pompieri, permanenti e volontari, arrivati con più mezzi. Il loro intervento ha permesso di mettere in sicurezza l'area in poche ore e di bonificarla. Gaspari è stato trasportato all'ospedale di Pieve di Cadore con ustioni agli arti. Sulla vicenda indaga il commissariato di Cortina, mentre sono attesi gli esiti degli accertamenti svolti dall'ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Pare che nei mesi scorsi Gaspari fosse stato obiettivo di atti vandalici mirati e ora è caccia ai responsabili. Esterrefatto e preoccupato il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi. A Cortina non siamo abituati a queste cose qua. Ero già stato avvertito dai vigili del fuoco alle 4 di mattina, ancora l'altro ieri mattina, dicendomi che poteva esserci questa ipotesi. Adesso lasciamo che ci siano le indagini, che capiscano e vediamo chi è stato. Sicuramente non è un fatto piacevole per Cortina, siamo vicini alla famiglia, ma insomma adesso io spero che, vista anche un po' le Olimpiadi forse che aveva un po' così allarmato un po', la gente si mette tranquilla, ritorniamo alla nostra normalità. Noi come comune stiamo ripristinando tutto, cercando proprio per dare quella leggerezza di cui Cortina ha bisogno e quindi sono comunque molto dispiaciuto e da un punto di vista anche preoccupato. E dei minorenni hanno gettato ghiaccio dal cavalca ferrovia a Cassola e hanno colpito anche un'auto e sono stati identificati. Sono giovanissimi, 16 e 13 anni, due ragazzini che la notte del 6 febbraio scorso si sono arrampicati sulla massicciata raggiungendo i binari del treno, scavalcando un muro di cinta e dal cavalca ferrovia hanno gettato di sotto, dove passa la nuova bretella di Via Asiago, a San Zeno di Cassola, palloncini pieni di ghiaccio. Uno di questi ha colpito in pieno il parabrezza di un'auto al cui volante si trovava un 26enne cassolese che solo per miracolo non è rimasto ferito e la situazione non è degenerata. È stato lui che ha allertato il 112, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei due, risultati essere residenti in zona. Devono rispondere di getto pericoloso di oggetti in concorso e danneggiamento. Per il 16enne è scattata la denuncia, per il 13enne non imputabile la segnalazione, per entrambi alla Procura dei minori di Venezia.
Oltre al gesto recriminabile, da non sottovalutare anche il pericolo corso dagli stessi ragazzini, un fatto che va ad aggiungersi a quelli che vi stiamo raccontando negli ultimi tempi, che riguardano i giovani protagonisti di risse e aggressioni. Ed è proprio il sindaco di Cassola che sottolinea l'importanza di fare squadra per prevenire episodi criminosi con protagonisti adolescenti. Stiamo cercando di intavolare tutta una serie di attività con le associazioni, con le parrocchie, attraverso il progetto Mangrovie, per fare in modo di sottrarli a quello che può essere semplicemente il mondo dei social, alla noia che può portare a determinate bravate che, ripeto, sono molto rischiose. Se noi riusciamo a cogliere nel segno sul piano della prevenzione, a livello di repressione anche questi episodi diminuiscono. Servizio di Vanessa Banzatto. Un anno fa la sparatoria di Chiarano per il tentato omicidio del genero. Alex Lucchesi è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo avrebbe chiesto anche scusa e offerto una piccola somma a titolo di risarcimento. L'importante era chiudere questa pagina triste, brutta e che poteva avere delle conseguenze ancora più gravi. Reo confesso del tentato omicidio ai danni del genero, per Alex Lucchesi, 54 anni, è arrivata la sentenza dopo giudizio abbreviato, 6 anni e 6 mesi la condanna inferta per i fatti che avevano scosso a fine febbraio 2025 la comunità di Chiarano. L'uomo infatti aveva sparato alla schiena del compagno della figlia, il 30enne Gregory Malacarne. Era mattina in un locale del centro, poi la fuga rocambolesca tra Mestre e Ceggia, terminata con l'arresto da parte dei carabinieri 2 giorni dopo. E tra l'altro il signor Malacarne ha avuto delle gravi conseguenze, quindi ha dovuto fare 3 mesi di riabilitazione all'ospedale di Motta di Livenza. È stato fortunato perché poteva veramente avere delle conseguenze ancora più gravi e peggiori. Sullo sfondo un clima esacerbato, rapporti pessimi fatti di ingiurie e umiliazioni. Ad ogni buon conto Lucchesi negli ultimi giorni ha tentato un riavvicinamento. C'è stata una lettera di scuse che però è stata recapitata da poco. C'è stato, l'abbiamo saputo questa mattina, l'invio di un assegno a parziale risarcimento che però poi non è stato ritirato. Poi non ci sono stati altri tipi di rapporti tra il papà, la figlia e il genero. L'importo dell'assegno, riferisce l'avvocato, era di soli 1.500 euro, decisamente troppo pochi per un tentato omicidio. In ogni caso saranno le parti offese, compresa la figlia di Lucchesi, a decidere se aprire la partita risarcitoria in sede civile. C'è poi un'altra questione che attiene alla sfera più familiare. La figlia, il genero sono disposti a perdonare il Lucchesi? Non avete mai parlato in questi termini? No, di questo non posso rispondere, è una faccenda molto personale, è un fatto grave ma che riguarda appunto delle vicende familiari personali, quindi su questo io non posso rispondere. Servizio di Cristian Arboi, torniamo a Venezia, ai giardini dove ci sono i padiglioni della Biennale. Sta parlando adesso il sindaco Luigi Brugnaro. È strettissimo, per questo motivo la città è democratica e qui si è parlato di libertà. Io ringrazio il Presidente Stefani, ma soprattutto il Presidente della Biennale, perché ha avuto il coraggio di continuare a essere libero e di prendere l'eredità, non ha creato cesure, ha aperto e ha aggiunto la sua idea, la sua possibilità. E questo deve sentirlo tutto il singolo cittadino deve sentire che è ospitato una casa della cultura, ospitato con le proprie idee. L'importante è che ci sia apertura mentale nella discussione e voglia di apprendere anche le ragioni dell'altro, che non vuol dire non difendere le proprie. Tutto qua, mi sembra che la Biennale anche oggi sta testimoniando una bella giornata di amicizia e di sincera partecipazione. Che anch'io sono qui, Presidente della Biennale, di cui mi sono onorato di aver conosciuto e stimato. Ovviamente facciamo il tifo per il nuovo Presidente che sta facendo una strada importante, ma che lui stesso si è appoggiato su una struttura che c'era e l'ha valorizzata e continua a valorizzare, sintomo di grandi benefici. E poi, permettetemi un saluto veramente caloroso e sincero al Ministro Giuri, con cui abbiamo avuto vedute che la giriamo intorno, abbiamo avuto delle differenze di vedute sull'aspetto dell'Ucraina, però io comprendo la posizione del governo, ma condivido la posizione del governo, so anche che la nostra posizione in Biennale di Venezia è una città libera. Io sono un filo ucraino da sempre, lo sanno tutti, ho ospitato delle famiglie ucraine a casa mia, qui in città ne abbiamo ospitato più di 1500, abbiamo gemellato Venezia con Odessa, non c'è dubbio che
che ha aggredito la Russia è uno Stato che è stato aggredito l'Ucraina, ma noi non siamo in guerra con il popolo russo e l'arte è aperta e le persone che valuteranno quali sono le disponibilità e quali saranno i messaggi che arriveranno. Mai useremo questo come posso dire, un palcoscenico per uno Stato, ma semplicemente diamo la possibilità ai popoli di dialogare. Noi non siamo in guerra con nessuno, tantomeno con il popolo russo. Noi ai popoli dobbiamo rispetto, i popoli hanno sempre ragione. Noi a Venezia continuiamo la tradizione di diplomazia e di apertura. E questo significa, questo luogo è questo. E continueremo a stringere le mani, a stringere le braccia a tutte le persone che vengono in pace, perché la pace si serve. Grazie. E avete sentito proprio un endorsement molto chiaro e diretto del sindaco, che si è complimentato col Pietrangelo Buttafuoco per avere difeso la libertà dell'arte e della cultura alla Biennale, contrariamente al ministro Giuli, che non è arrivato a Venezia proprio in polemica per questa apertura alla Russia. Tra l'altro avete visto anche il presidente Paolo Baratta, l'ex presidente della Biennale Paolo Baratta, al quale poi era succeduto e era presente anche oggi Roberto Cicutto. Allora vediamo un titolo con il nostro regista Mattia Pizzaia, oggi insieme a Tony Pold. Da oggi il taglio alle accise ai carburanti, controlli a tappeto sul rispetto dei prezzi, azione congiunta per appunto fare in modo che non ci siano aumenti dovuti anche alle speculazioni, credito d'imposta per i trasportatori e soprattutto il taglio di 25 centesimi al litro per 20 giorni. Sentiamo su questo, abbiamo chiesto a Federico Fusetti di sentire le reazioni. A te Federico. Buongiorno da Padova, siamo in corso 1° maggio e siamo in strada perché insomma la notizia del giorno è questo possibile calo dei prezzi del carburante. Siamo con Flavio Convento, che è il presidente della FAIB, che è l'associazione dei gestori delle pompe, e lui rappresenta il Veneto. E la prima domanda è: ieri sera Consiglio dei Ministri, taglio di 25 centesimi delle accise subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi in teoria da oggi i prezzi dovevano calare. Le chiedo se è così. Sì, in teoria dovrebbero calare da oggi, noi siamo in attesa, questa è un po' la dimostrazione che il prezzo non lo decidiamo noi, quindi stiamo aspettando, tutti stanno aspettando da parte delle compagnie petrolifere che venga comunicato questa riduzione di prezzo. Sappiamo benissimo che questo va a incidere sulle casse del gestore, perché tutti i litri che sono all'interno delle cisterne avranno una diminuzione di 25 centesimi, quindi quasi il margine completo del gestore, e su questo non abbiamo capito nessun tipo di intervento che possa essere fatto a tutela di questa riduzione di prezzo. E un taglio delle accise perché il governo ha voluto, diciamo, un intervento generale, cioè per tutti, non le fasce deboli o una parte degli automobilisti. 20 giorni di sconto, diciamo così, secondo voi è un provvedimento utile? Ma io penso che un intervento così a tutti va ad aiutare le fasce deboli, anche perché sicuramente chi non ha problemi, anche se costa 3 euro la benzina, sicuramente va a incidere poco. L'utente finale, l'utente comune, sicuramente una riduzione delle accise, del prezzo della benzina diventa molto utile. Trovo un po' un controsenso solo 20 giorni, perché io mi auguro che in 20 giorni la crisi in Medio Oriente si chiuda, ma non penso che siano queste le tempistiche. I 20 giorni li vedo abbastanza limitati. Speriamo, e sicuramente serve all'utente finale, ai consumatori, ai beni primari, perché come sappiamo lavorano su ruote, quindi il trasporto viene fatto su ruote, quindi sicuramente è un intervento necessario per la collettività. Però voi in prospettiva vedete qualcosa di diverso, cioè prendere in mano la situazione per un intervento che sia, come si dice, strutturale, cioè definitivo. Ma io penso che questo sia il momento decisivo. Abbiamo un DDL fermo al governo da circa 3 anni, dove riallinea tutto il settore carburanti, quindi anche una riduzione degli impianti, una ristrutturazione di tutta la rete. Questo comporterebbe intanto una riduzione di manutenzione sugli impianti, una riduzione sul fatto dei trasporti, quindi
riducendo il costo anche della benzina. Questo renderebbe il prezzo strutturalmente più basso e quindi sia a vantaggio della categoria, che sono 10 anni che aspettano una ristrutturazione del settore, ma anche dell'utente finale, della collettività completa, e quindi penso che sia arrivato il momento che il governo prenda in mano questo DDL fermo da 3 anni, dove avevamo trovato tutte le situazioni, tutte le agevolazioni per l'utente, per le compagnie petrolifere e per il gestore stesso. Ultima domanda, il governo ha detto faremo comunque dei controlli, ci saranno dei controlli anche su strada, anche negli impianti, perché insomma sembra quasi di capire a volte che i gestori possono essere complici di qualche imbroglio, diciamo, sui prezzi, può essere. Ma guardi, noi ribadiamo che dopo il furbetto c'è in tutte le categorie, in tutti i settori. Io penso che il controllo che venga fatto dalla finanza sul distributore sia veramente assurdo, cioè va fatto un controllo e si parla di speculazione, sicuramente bisogna andare alla fonte e non alla fine del problema. Penso che abbia già un obbligo molto importante il gestore, che deve comunicare il prezzo all'osservatorio prezzi, e quindi c'è già un controllo a priori, quindi il controllo non deve essere fatto sull'impianto, anche se noi siamo qui non c'è nessun problema, ma è tempo sprecato e va anche a incidere su una categoria che è già altamente penalizzata, con un margine che ricordiamo di 3 centesimi e mezzo al litro. Grazie Federico Fusetti. Vediamo un titolo del Corriere del Veneto: l'azienda di Wafer e 5 container bloccati nello stretto di Hormuz, merci a rischio per €1 milione. Si tratta di biscotti del gruppo Lago di Galliera Veneta, che potrebbero appunto deteriorarsi. Torniamo a Venezia dal nostro inviato Lorenzo Maier, che è in compagnia del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A te Buongiorno Lorenzo. direttore, a te e ai nostri telespettatori. Sì, siamo in compagnia di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e vicepresidente della Biennale di Venezia, quindi in questa doppia veste. Grazie al sindaco per essere con noi. Allora, partiamo dalla notizia di giornata, questo bellissimo restauro importante con fondi che non è stato facile portare qui a Venezia. Sì, sono lavori che abbiamo chiesto, che chiede la Biennale da diverso tempo, sono all'interno di un accordo che è stato fatto ancora anni fa col Ministero, la Biennale e anche la Marina Militare, e che sono arrivati a Venezia circa 170 milioni di euro. Questi sono 30 milioni per restaurare quello che una volta era chiamato il Padiglione Italia, che adesso è stato trasferito all'Arsenale, ma che è ancora il padiglione centrale. Un lavoro bellissimo e siamo orgogliosi di questa giornata, insomma. C'erano anche i passati presidenti per simboleggiare un po' la continuità della Biennale. Sindaco, inutile girarci intorno, una bellissima festa, una bellissima giornata di sole, però risente ovviamente la giornata di quella che è le notizie di questi giorni, questa polemica sulla Russia. Come la vede? Ma quale polemica? No, sono dibattiti, cioè dibattito culturale è normale, è sempre stato. È impossibile che troviamo uno che legge un libro e la pensa esattamente come un altro, no? Sul libro stesso, per cui insomma, se non ci fosse dibattito non ci sarebbe neanche cultura. Se lei si riferisce, come immagino, alla presenza della Russia al padiglione, tra l'altro una presenza abbastanza limitata perché non c'erano presenti persone fisicamente, è un punto di vista dove ognuno ha il suo. Io sono un filo ucraino, straconosciuto in questo senso, cioè secondo me in Ucraina c'è uno Stato che ha aggredito la Russia, uno Stato che è stato aggredito, che è l'Ucraina. Non c'è nessun dubbio da che parte stiamo, senza se e senza ma dalla parte dell'Ucraina. Io ho ospitato a casa mia per anni delle mamme con i bambini scappati dalla guerra, abbiamo gemellato Venezia con Odessa, per cui non c'è dubbio. Ma noi in Italia non siamo in guerra col popolo russo, siamo contro un regime che ha aggredito, eccetera, come ce ne sono altri che si muovono senza un contesto internazionale. Ma la Biennale Venezia è un luogo democratico, cioè se noi siamo diversi da loro è per questo motivo qua, se no saremmo come loro. Se noi dobbiamo censurare, chiudere spazi artistici, vale per le arti, vale per la musica, vuol dire che non siamo più lo stesso Stato di prima. Diventiamo come loro, diventiamo totalitari anche noi, diventiamo Stato fascista. Invece noi siamo liberi, siamo democratici, Venezia è diplomatica, è aperta e apre alla cultura dei popoli, nessun tipo di strumentalizzazione. Poi, giustamente, se il governo ha una posizione diversa perché è un governo deve portare avanti una posizione nazionale, secondo me ha ragione il governo. Fa bene il ministro Giuri a difendere le sue prerogative e anche il fatto che lo Stato
dica a gran voce che è dalla parte dell'Ucraina. A me sinceramente fa piacere, non solo perché Giulio lo considero un amico, ma perché sono proprio d'accordo. Noi siamo una cosa diversa, siamo un'istituzione libera, democratica, autonoma, indipendente, una città libera, autonoma e indipendente, e difendiamo la libertà. Non c'è nessuna contraddizione in questo, per cui ognuno farà quello che deve fare, noi andiamo avanti. Ha chiarito però un conto è l'arte, un conto è la propaganda del padiglione, lo ha chiarito bene prima, se lo può ribadire questo concetto. No, che non verrà mai accettata una propaganda, Lorenzo. nessuno vedrà la bandiera rossa dico io, della Russia, tanto per capirci, poi se uno vuole strumentalizzare. Sarà un'offerta culturale, ma abbiamo detto già che siamo disponibili, come è già stato fatto in passato, a dissidenti, a persone che la vedono diversamente, a creare spazi e luoghi anche di confronto, anche lì culturale, intellettuale, ma sull'arte però, non sulla politica. Lorenzo, un ragionamento artistico, che però, poi, guarda caso, collega più direttamente gli uomini sindaco, che non tante altre cose. Lorenzo, chiedi però al sindaco, che c'è il direttore che chiede. Chiedi al sindaco cosa pensa però di questo strappo, cioè il fatto che il ministro Giuli non sia arrivato alla Biennale, politicamente non è qualcosa di rilevante. Si chiede no? giustamente il direttore Bacciagli cosa pensa dello strappo che comunque è in atto. Ma no, nessuno strappo, direttore. Che il ministro sia venuto è un segno importante di una posizione del governo italiano che noi rispettiamo. Non c'è niente da aggiungere, io personalmente non ho niente, l'ho mandato anche a salutare, cioè nessun problema. Cioè noi continuiamo per la nostra strada di libertà, ma ognuno nella sua libertà ha il diritto di agire come crede. E poi ribadiamo anche, direttore, che oggi non era l'apertura della Biennale, oggi era la presentazione di alcuni lavori del padiglione, appunto. La Biennale si aprirà a maggio, secondo lei, sindaco, lei sarà ancora sindaco, a maggio ci sarà il ministro Giuli all'apertura? Ma io non faccio le previsioni se c'è o non c'è un ministro. Quello che posso immaginare è che l'importante è che sia una bella Biennale, e sarà una grandissima Biennale, perché secondo me anche con queste manifestazioni, se vuoi, di dissenso, altro non facciamo che testimoniare che la cultura è viva, che il dibattito è vivo, non c'è da stupirsi. Anzi, io sarei preoccupato del silenzio e della piaggeria generale. Cioè, bene che ci sia dibattito, bene che la gente la pensi diversamente, spero si capiscano le intuizioni, le intenzioni che abbiamo, spero che al Paese possa essere, forse anche all'Europa, possa essere un momento importante per il futuro, perché se vogliamo davvero, il vero obiettivo è la pace, perché comunque la guerra noi puntiamo che venga cessata, bisogna smettere la guerra, e la pace bisogna farla con tutte quante le parti in causa, perché quando ci sarà la pace, se vogliamo fare la pace, si comincia col dialogo. Questo è un luogo di dialogo culturale, ma un luogo di dialogo. Teniamo aperte le porte, non siamo in guerra col popolo russo. Ecco, sul fatto però, e poi la lasciamo, non vogliamo tediare più di tanto, sul fatto che siano arrivati gli ispettori o comunque una richiesta di materiali di documentazione da parte del Ministero, come la vede? Bene, è normale. Beh, è giusto, scusa, ma ognuno ha le sue prerogative, controllano se effettivamente non c'è stato fatto azioni di qualsiasi tipo, o che siamo noi io a aver fatto inviti, roba. Assolutamente no. Il padiglione della Russia, la Russia ha chiesto di riaprirlo e di partecipare. Non verrà riaperto, perché ci sono delle norme vincolanti date dall'Europa che noi rispettiamo, che tutta quanta l'organizzazione della Biennale ha il dovere di rispettare, perché non c'è interscambio di persone o cose del genere. Ci sarà, penso, una installazione che io ancora non ho visto, ma sarà un'installazione degli artisti russi. Poi quale che sia il messaggio che daranno lo vedremo, sarà proprio questo il bello della discussione. Vale questo come per altri padiglioni. Se noi accettassimo le censure, oggi arrivano sulla Russia, domani magari su Israele, poi sull'America, poi ognuno mette la sua, ma stiamo scherzando. Dobbiamo continuare a avere la barra dritta, noi siamo democratici e liberi. E a proposito di un rischio di taglio fondi da parte dell'Unione Europea, la Biennale come la vede? No, allora, mi dispiace che faccio, se è vero che facciano ste minacce, poi ti dirò, non penso che sia l'Europa che ci metterà in crisi, insomma. Siamo sempre arrangiati con le nostre gambe, andiamo avanti lo stesso, non so che finanziamenti arrivano, spero di no, io spero che li raddoppino i finanziamenti della Biennale, se sono intelligenti li raddoppiano, perché devono capire che siamo una grande istituzione mondiale, neanche internazionale, mondiale. Venezia non si piegherà a nessuno, si è mai piegata, non si piegherà. Ultimissima, questa volta davvero, è stata firmata questa delibera, no? Quando si è parlato della Russia, la firmerebbe, la appoggerebbe anche ancora oggi dopo tutto quello che è successo? Ma sì, come farei la stessa scelta sulla Beatrice Venezia e alla Fenice, ma poi ci sono idee diverse, non bisogna scandalizzarsi, la democrazia è questo, accettare che ci siano anche idee diverse, con umiltà e con il coraggio poi di decidere di fare le cose, poi decidono gli elettori se va bene o se va male. I nostri cittadini ci hanno dato il mandato, Lorenzo, di essere una città libera, e questo continuiamo a fare. Lorenzo, grazie mille, grazie al sindaco per essere stato con noi, grazie.
e grazie molte anche a Francesca Pezzo per le riprese. Ovviamente il sindaco ha detto come vede questa situazione, sulla cui gravità ha minimizzato comprensibilmente, però insomma noi siamo dell'idea che chiunque debba poter esibire, qualsiasi paese debba poter esibire le proprie opere alla Biennale di Venezia, però resta il fatto che politicamente è uno scontro, è stato definito anche da tutti i giornali, tra il Ministero della Cultura e la Regione del Veneto, Alberto Stefani, Pietrangelo Buttafuoco e lo stesso Luigi Brugnaro. Andiamo avanti ancora con la cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato una fabbrica clandestina di sigarette nel Veronese, giro d'affari illegale da 240 milioni di euro, 13 le persone che sono state denunciate. Maxi operazione contro il contrabbando di sigarette. Nel Veronese è stata smantellata una fabbrica clandestina con un giro d'affari da 240 milioni di euro l'anno. La Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura Europea insieme ai colleghi di Verona, ha sequestrato a Castagnaro un impianto industriale dal valore di oltre 2 milioni di euro, dotato di attrezzature e macchinari, capace di produrre fino a 4 milioni di sigarette al giorno. Nell'operazione sono state trovate 17 tonnellate di sigarette pronte alla vendita e 8 tonnellate di tabacco triturato, oltre a materiali per il confezionamento contraffatto. Parte della merce era stoccata anche in depositi nel Padovano, a Monselice e Terrassa Padovana, dove sono stati sequestrati 31 bancali di materiali per la produzione di tabacchi e 9 tonnellate di sigarette. I finanzieri hanno individuato gli impianti risalendo alla filiera di approvvigionamento a partire da alcuni sequestri di sigarette a Palermo. Nell'operazione sono state denunciate 13 persone, tra cui 11 cittadini dell'Est Europa, tra bulgari e ucraini alloggiati in stanze di fortuna ricavate nell'azienda, e 2 italiani titolari dell'opificio. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, l'attività illecita avrebbe garantito profitti fino a 700.000 euro al giorno, con un danno annuo alle finanze pubbliche di circa 160 milioni di euro. Servizio di Marta Zatta: avevano rubato cavi di rame e merendine dal distributore in un depuratore di ATS di Castelfranco, ma sono stati identificati e denunciati. Questo colpo era avvenuto nel novembre scorso. Un egiziano del 93 e un rumeno della classe 90, tutti e due senza fissa dimora, che il 21 novembre scorso si erano introdotti travisati all'interno del depuratore di Castelfranco, dove avevano reciso dei cavi di rame e avevano poi portato via alcune merendine dal distributore automatico. Il rame è il cosiddetto oro rosso, quindi ha un mercato molto, molto diffuso, specialmente nel mercato clandestino, perché viene reperito a basso costo ed è facile trovarlo anche in siti che sono facilmente accessibili. Nella circostanza è chiaro che quando vengono attaccati, tra virgolette, dei siti istituzionali, possono creare dei disservizi, perché chiaramente sono dei conduttori, quindi viene meno tutto quello che è l'energia elettrica e l'alimentazione di macchinari importanti. Una vicenda a lieto fine: i carabinieri sono riusciti a recuperare l'anello di fidanzamento rubato a un 18enne che su un autobus stava andando a consegnarlo alla sua fidanzata. Aveva la forma di un cuoricino, l'anello che un 18enne stava portando alla fidanzatina a Padova. Chiuso nella sua scatolina posta all'interno di una busta, il giovane era salito in autobus alla fermata di Fiumicello di Campodarsego, diretto in città. Un attimo di disattenzione mentre obliterava il biglietto era bastato perché un passeggero lo portasse via. Con l'amarezza e la tristezza nel cuore, il giovane si era recato dai carabinieri a sporgere denuncia. Una breve indagine ha permesso di rintracciare il ladro, identificato in un cittadino nordafricano sceso con la vittima alla fermata di Vigo d'Arzere. Lo straniero, che è stato denunciato, si era rivolto a un compro-oro e lo aveva venduto. Qui i carabinieri hanno recuperato l'anello, che è stato restituito al legittimo e incredulo proprietario, che adesso potrà consegnare il suo pegno d'amore alla fidanzata.
Andiamo in diretta a Bassano al Grappa da Ferdinando Garavello e da Renzo Rigon per la parte tecnica, perché il Ministro della Giustizia Nordio è in città per promuovere il sì al prossimo referendum e anche per eventualmente riferire sul nuovo tribunale di Bassano del Grappa, il tribunale della Pedemontana. Andiamo in diretta a te, Ferdinando. Ci siamo, eccoci, ci siamo. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo con Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa. È un momento un po' di confusione, c'è il ministro Nordio che è venuto a Bassano per parlare del referendum, ma è stata l'occasione anche per parlare di tribunale, perché si aspetta da tanto tempo che il progetto approdi in Parlamento e il primo a fare la domanda, come ci si aspettava, è stato proprio il sindaco di Bassano, che al momento di porre le domande la prima cosa che ha detto è ci fate sapere qualcosa del Tribunale di Bassano, come siamo messi? Qual è stata la risposta del ministro, sindaco? La risposta più che positiva, in quanto ha detto che dopo la pausa per quel che riguarda la partita del referendum, comunque da lunedì si tornerà a parlare di la riforma della geografia giudiziaria, in particolar modo anche del Tribunale della Pedemontana, e quindi speriamo che il Parlamento, insomma, in questo anno e mezzo che ha davanti ancora di legislatura, possa affrontare questo tema, ma soprattutto possa dare una risposta a questo territorio, un territorio di oltre 70 comuni, 500.000 abitanti, che da più di 13 anni chiede l'apertura del nuovo Tribunale della Pedemontana. Quindi una risposta doverosa, al di là magari di qualche comitato del no per difendere qualche corporazione. Noi abbiamo un territorio forte da un punto di vista economico che chiede un nuovo tribunale. Sindaco, a questo punto la palla passa al Parlamento, dicevamo, quindi possiamo immaginare che si possa tirare per la giacca, ci passi il termine, qualche parlamentare del territorio. Certamente lo stesso Ministro ha detto da lunedì torneremo ad incalzare il Parlamento perché porti avanti questa riforma, che è una riforma molto complessa, non riguarda solamente il Tribunale della Pedemontana ma una serie di nuovi tribunali in Italia, anche delle isole minori, quindi insomma il Ministro ha dettato una linea molto chiara. Adesso speriamo che chi rappresenta questo territorio, chi rappresenta questa regione a Roma, ovviamente si faccia sentire e dia una risposta concreta al territorio della Pedemontana Veneta. Sindaco, prima di lasciarla andare, l'ultima domanda. Questo è il racconto di quello che è successo oggi. Lei che idea si è fatto? Ci arriviamo o non ci arriviamo? Diciamo che non siamo mai arrivati così vicini, insomma, in questi anni abbiamo sentito tante chiacchiere ma pochi fatti. Adesso siamo di fronte a un progetto di legge che è stato approvato in Consiglio dei Ministri, è iniziato l'iter in Commissione Giustizia della Camera, quindi adesso è solamente una questione di volontà politica, quindi chi rappresenta questo territorio si mette una mano sulla coscienza di una risposta chiara. Insomma, più chiaro di così, vedremo cosa succederà, come sempre lo racconteremo nei nostri telegiornali. Adesso c'è tutta la fase delle interviste, quindi torneremo anche noi a sentire il Ministro, eventualmente siamo pronti a chiedere nuovamente la linea che vi cediamo. Grazie molte Ferdinando Garavello con Renzo Rigon e il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco. Tra l'altro oggi alle 18:30 saremo a Mestre, al Leonardo Royal Hotel, per intervistare il guardasigilli sulle ragioni del sì e su altri temi, ovviamente con l'introduzione del senatore Raffaele Speranzon. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia e Tony Paul. State con noi, torniamo subito, a tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG è Marco Staunovo Polacco del centrodestra, il nuovo presidente della provincia di Belluno. Ha detto subito: per puntare sull'autonomia e sulla specificità dobbiamo sostenere il territorio polacco. Succede a Roberto Padrin. Sentiamo in diretta da Belluno il nostro corrispondente Fabio Fioravanti. A te, Fabio. Presidente, adesso si può dire, lei ha i pieni poteri di presidente della provincia di Belluno da adesso. Sì,
questo è il risultato elettorale, quindi lo spoglio è stato concluso da pochi minuti, il risultato è un risultato che mi dà fiducia e quindi adesso c'è da lavorare, insomma, ecco. Io ovviamente ringrazio Roberto Padrin per il lavoro che ha fatto in questi anni, mi sembra che abbia fatto un lavoro cercando sempre di tenere unite le anime all'interno della provincia. Ultimamente forse non c'era riuscito appieno, ma insomma io credo che la sua dedizione alla provincia sia assolutamente riconosciuta, debba essere riconosciuta da parte nostra e da parte di tutti i cittadini della provincia. Padrin che lascia in eredità al nuovo presidente, cioè a lei, una provincia che attualmente ha un bilancio da 20 milioni, di cui 16 dall'idroelettrico, con un credito che lei potrebbe ricevere, perché non sta a lei decidere quando, se tutto va bene, nei confronti di Enel da 48 milioni. Sì, questi sono i dati che sono usciti in questi giorni sulla stampa, insomma, e dagli organi provinciali, conti fatti dall'entrata in vigore delle norme del 2022 che appunto dettano queste cifre e quindi vedremo se poi effettivamente le prime risultanze in termini di pronunce del giudice su questa partita andranno nella direzione anche per il Veneto di un riconoscimento di questo dovuto, diciamo, alla provincia di Belluno. Credo che sia ovviamente una partita importante, così come è importante la partita industriale del rinnovo delle concessioni. Sicuramente 48 milioni in un bilancio di 20 nel suo mandato cambierebbero tutto. Ma sì, cambierebbe tutto per la provincia di Belluno, non per il sottoscritto in generale. Credo che cambierebbero molte delle partite che la provincia non è riuscita a mettere a terra in questi anni proprio per una mancanza anche di fondi, e quindi il tema del sostegno in particolare tutti i temi legati allo spopolamento sono sicuramente da destinare e da individuare come elementi qualificanti per l'eventuale spesa dei 48 milioni legati a questa partita, insomma, ecco. Però io ripeto che il tema del rinnovo delle grandi concessioni sia un tema strutturale che vada sostenuto, vada attenzionato, vada fatto un accordo blindato con la Regione Veneto affinché questi fondi possano essere ancora maggiori, ripeto, ai fini proprio dell'autonomia della nostra provincia. Grazie Fabio Fioravanti. E il 22 e 23 marzo, cioè domenica e lunedì, in concomitanza con il referendum, si vota anche per le elezioni suppletive in Veneto per sostituire i parlamentari dimissionari Alberto Stefani e Massimo Bitonci. I nomi di chi sostituirà Alberto Stefani, neopresidente della regione, e Massimo Bitonci, nuovo assessore regionale, si conosceranno dopo il voto di domenica e lunedì prossimo. Le votazioni per le supplettive nella nostra regione riguarderanno 2 collegi dell'8ª circoscrizione Veneto 2. Il collegio Veneto 201 comprende l'intera provincia di Rovigo e 36 comuni della provincia di Padova situati nella zona della Bassa. In questo collegio i candidati sono 3. Per il centrodestra corre Alberto Di Rubba, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il centrosinistra schiera Giacomo Bovolenta, appoggiato da Partito Democratico, Italia Viva e Alleanze Verdi e Sinistra. Il terzo candidato è Giuseppe Padoan di Italia Resiste Libera. Il collegio Veneto 202 invece comprende 41 comuni della provincia di Padova, tra cui Cittadella, Campo San Piero, Vigonza, Rubano, Limena, Piazzola sul Brenta, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Noventa Padovana. In questo collegio i candidati sono 4. Il centrodestra sostiene Giulio Centenaro, appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il centro-sinistra presenta Antonino Stivanello, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra. A completare la lista dei candidati ci sono Andrea Paccagnella, sostenuto dal Movimento Ora, e Mario Adinolfi, candidato del Popolo della Famiglia. Grazie Valentina Visentin. E di rientro da Milano, dove ha incontrato il ministro per le infrastrutture Salvini, il sindaco Giordani, il sindaco di Padova, è fiducioso sull'avvio dei lavori del progetto di potenziamento della stazione in vista dell'alta velocità.
Torna a Padova con delle garanzie, ovvero l'interessamento del ministro delle infrastrutture al progetto di potenziamento della stazione ferroviaria di Padova in vista dell'arrivo dei nuovi binari per l'alta velocità. Il sindaco Sergio Giordani, reduce dall'incontro a Milano con Salvini, commenta così l'esito del faccia a faccia, durante il quale si è esaminata la possibilità di anticipare i lavori che riguardano la stazione nella parte non strettamente ferroviaria. Ho spiegato il problema. So che in fonti indirette Vicenza ha qualche problema, però sono fermi i lavori. Per dare un segnale importante a Padova, dato che viene riqualificata tutta la zona della stazione, dal tram, migliorata moltissimo anche da altre cose, studentati, abbiamo fatto tante cose, ho detto, sarebbe interessante partire da quella stazione, in quanto l'attuale rimane, si tratta di aggiungere, adesso lo dico in maniera un po' grezza, il pezzo posteriore, dove arriva sicuramente l'alta velocità, l'8 e il 9, per cui fare questa parte, da parte nostra dove c'è la polizia locale, partirà da là, sarà fatto in maniera tale che ci sia un sovrappasso ciclabile pedonale che unisce finalmente la città tra Padova e la Cella. Giordani, soddisfatto, ha strappato anche una promessa sui finanziamenti. Il ministro mi ha promesso, non mi ha promesso il finanziamento, mi ha promesso massima attenzione su questo punto. Mi fido, stato cordiale, simpatico, mi ha chiesto ma va a Padova, ho detto in maniera perfetta. Mi ha chiesto col PNRR, io sono molto soddisfatto perché raggiungeremo tutti quanti i nostri obiettivi. Purtroppo ancora molti incidenti stradali e ancora in gravi condizioni la donna 51enne che è stata investita ieri a Vicenza vicino all'ospedale San Bortolo mentre attraversava le strisce. Vediamo. È tuttora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del San Bortolo la donna di 51 anni che è stata investita da un'auto verso le 11:30 nell'attraversare le strisce pedonali di via Fratelli Bandiera mentre si stava recando proprio in ospedale. La prognosi resta riservata dopo il lungo intervento chirurgico a seguito del gravissimo trauma cranico subito. È solo l'ultimo incidente stradale in ordine di tempo in una città dove esistono zone dove la frequenza dei sinistri avviene con inquietante ripetitività, come strada Marosticana, dove i residenti hanno sollecitato più volte interventi al comune per migliorarne la sicurezza. Solo ieri pomeriggio si è registrato uno scontro tra un'auto e un camion al confine con due ville. Fortunatamente la donna al volante ha subito un trauma meno impattante, da codice giallo. Mi sono reso conto che c'era l'incidente perché erano tutti fermi. La strada Marosticana sta diventando pericolosa. Dobbiamo rassegnarci? Diciamo deve cambiare anche la mentalità della gente. Gli assessori qualche volta che fanno la viabilità non sono all'altezza. Purtroppo trovo sempre dei cartellini dove c'è scritto Nicola pedala con noi, un altro nome pedala con noi, quindi si dovrebbe intervenire. Poi certa gente comunque accelera e la sicurezza non diciamo che è proprio a 100%, soprattutto quando vedo i conducenti con i telefonini in mano. Quello è proprio per me una cosa esagerata. Dossi lo so che non si possono, quindi qualche autovelox con le multe. Autovelox vedo che anche dove ci sono non servono. Non è neanche la velocità o qualche comportamento particolare sul tipo di guida che uno magari sa condurre, ma è proprio la imprudenza. C'è sempre di più gente che non ha la minima cognizione di come si guida. Servirebbe più vigilanza, ma da persone, non da, come si può dire, da manichini messi lì così, persone che vedono, che possono anche intervenire e anche magari aiutare a modificare, a fare qualcosa. E sulla sicurezza stradale è intervenuto Francesco Rucco, ex sindaco di Vicenza e oggi vicepresidente del Consiglio regionale. L'obiettivo non deve essere quello di punire a priori l'automobilista, ma intervenire spiegando, educando quindi al rispetto del codice della strada, facendo prevenzione attraverso controlli, essere visibili come polizia locale sul territorio e utilizzando anche le sanzioni ovviamente nei confronti di chi non rispetta le regole. Sanzioni a chi non rispetta le regole, ma le multe non vengano utilizzate per far cassa. Pensieri e parole dell'ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco, oggi vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, che sul fronte della sicurezza stradale chiede particolare attenzione al comune sulle vie cittadine più pericolose.
Le strade cittadine dove si corre sono tante, via Aldomoro è un esempio ed è probabilmente una delle arterie più pericolose dove sono state elevate più contravvenzioni, ma ce ne sono altre meno conosciute come la strada Marosticana o la strada di Casale dove corrono, vengono utilizzate come bypass e spesso ci sono anche incidenti mortali purtroppo. Bisogna intervenire con controlli serrati, bisogna lavorare su sanzioni vere e con denunce penali laddove necessario. Di nuovo in pubblicità, torniamo subito, non andate via. A Vicenza troppi gatti al cimitero, anche perché ci sono sempre tante gattare che vanno a nutrirli, e allora decisione di fare sparire il cibo sotto chiave. Andiamo in diretta da Mirko Cavallina. A te Mirko. Buongiorno dal cimitero maggiore di Vicenza con Simone Squarcina alla parte tecnica. Il cimitero è non solo qui a Vicenza un luogo dove spesso tanti gatti trovano rifugio, un luogo fuori dal traffico, fuori dai pericoli, ma ultimamente la colonia felina qui a Vicenza si è moltiplicata fuori misura. Siamo tra l'altro all'inizio della primavera, dopo la stagione degli amori in cui appunto le famiglie feline potrebbero ulteriormente modificarsi. Sono con due volontarie dell'EMPA, Federica Dallago e Edi Rohan, che stanno seguendo un po' questa situazione. Cosa trovate, Federica, qui di giorno, di sera, di notte? Sì, allora buongiorno a tutti. La situazione è abbastanza varia, nel senso che adesso abbiamo richiesto recentemente al Comune la possibilità di installare delle postazioni fisse, 7, su tutta l'area del cimitero, proprio per contenere e controllare il cibo somministrato ai gatti, perché molto spesso molti cittadini, anche in buona fede, rilasciano del cibo un po' ovunque, quindi il rischio è anche di trovarci con delle postazioni non autorizzate, non da volontari EMPA, ma da persone comuni, e naturalmente si crea anche un po' di sporcizia, o comunque insomma il cibo lasciato in giro non è mai un buon segnale. Inoltre a volte troviamo anche dei danni, delle situazioni di dispetti, quindi anche dei bocconi avvelenati o comunque delle sostanze tossiche per i gatti, quindi bisogna contenere il tutto, ecco. Edi Rohan, che cosa chiedete, che cosa state chiedendo insomma al Comune, a MCPS, insomma a tutte le organizzazioni che poi si occupano della tutela e del bene di questo luogo sacro? Sì, allora il controllo del cibo è indispensabile per poter sterilizzare, perché per prendere i gatti devono avere fame, se no non entrano nelle nostre gabbie, e qui dentro molti di noi hanno passato giornate della loro vita. La sterilizzazione è fondamentale per calmierare ovviamente il numero dei gatti e rendere possibile la convivenza. Per questo motivo, oltre a anche le persone che portano cibo possono sempre aiutarci in altro modo, e abbiamo anche bisogno anche di fondi, perché a volte i posti ASL non sono sufficienti, anche magari nei giorni in cui noi catturiamo un gatto, quindi abbiamo la certezza di averlo preso. Quindi sia fondi pubblici che fondi di privati, noi siamo nella massima trasparenza sui gatti che prendiamo, che spesso paghiamo noi volontari pur di farli, in modo, come diceva lei all'inizio, in modo da trovare una situazione armonica di convivenza tra dei gatti e le anime dei defunti, per chi ci crede, e i loro cari che vanno a trovarli, perché un luogo così è comune in moltissime altre città e si sono trovate prima le soluzioni e il numero si è assestato. Grazie. Dunque, più ordine, il cibo distribuito in modo controllato. Allora, Federica, che invito fare ai cittadini che vorressero aiutare questi gatti, e anche un invito a quelli che invece vorrebbero eliminarli? Allora, il primo invito è di non abbandonare assolutamente i gatti, perché altrimenti tutto il nostro lavoro va anche naturalmente, non riusciamo a star dietro alle sterilizzazioni, perché è molto impegnativo e molto difficile anche catturarli per sterilizzarli, perché sono per lo più selvatici. Inoltre invito tutti a segnalare se ci sono situazioni in cui vedono bocconi particolari, strani, o comunque postazioni fuori controllo, naturalmente avvisarci, e se possibile anche un domani noi speriamo e ci auguriamo anche di trovare dei posti
adeguati per le degenze, cioè per poter contenere i gatti il necessario prima di liberarli, e abbiamo bisogno anche degli spazi, magari anche privati o pubblici, qualsiasi persona possa avere a disposizione uno spazio che non utilizza, si faccia avanti, oltre alle donazioni, ecco, tutto per aiutare i gatti. Grazie. In modo che Vicenza sia una città a misura di gatto, a dispetto di quel che dice il famoso proverbio. Con Simone Squarcina alla parte tecnica, da Vicenza è tutto, a voi. Grazie Mirko, ben detto, Vicentini Magnagatti proprio per niente, i gatti i vicentini li amano, come avete visto in questo servizio. E andiamo a Rosà, dove è previsto un maxi impianto fotovoltaico in un parco rurale, c'è una grande polemica, adesso è spuntato anche un giallo. Sentiamo Federico Garavello. Tante osservazioni, tante lacune, tante domande. È letteralmente una richiesta dietro l'altra il faldone che la valutazione di impatto ambientale della Regione del Veneto ha inviato al privato che vorrebbe costruire un maxi impianto agrivoltaico nelle campagne di Rosà, a Travettore. A pagina 10, ad esempio, la via regionale osserva che non risulta allegata alla relazione agronomica l'asseverazione di un professionista abilitato. Si tratta di un'attestazione della veridicità di un documento o della conformità di un progetto, resa appunto da un professionista o da un perito. È un elemento fondamentale in molti campi, compresa l'edilizia. Oltre a questa richiesta, la Regione fa notare che la società proprietaria dei terreni, attuatrice del piano aziendale, non svolge attività agricola così come descritto nell'articolo 2135 del Codice Civile. La società viene infatti dichiarata come immobiliare, con un codice ATECO legato a questo genere di attività. Il privato ha scritto nella proposta che l'iscrizione della società a ruoli agricoli avverrà in fase di cantierizzazione dell'intervento, ma dalla Regione fanno notare in modo molto chiaro che lo svolgimento dell'attività agricola è fondamentale per questo tipo di progetti. Le richieste al privato arrivano dopo che enti, istituzioni, amministrazioni comunali, comitati e privati cittadini hanno consegnato alla via regionale un gran numero di osservazioni che vanno dall'ambiente alla produzione energetica, dall'avifauna all'agricoltura, passando per tanti fattori che interessano direttamente la vita della comunità. Servizio di Ferdinando Garavello, e a Treviso è tornata al lavoro dietro al bancone del bar la cinquantenne che era stata colta da malore a Ponzano Veneto nel suo locale, che era stata salvata dal farmacista grazie al defibrillatore installato nel comune. Ieri è stata dimessa e oggi è tornata subito qui. Sì, almeno un po' di allegria ti manca poi, anche se faccio mai mezza giornata, ma almeno stacchi. Anche perché mi sento bene. A meno di 24 ore dalle dimissioni, dopo 40 giorni di ricovero, Edi Salvadori, titolare del Mom Bar di Ponzano, è tornata al lavoro dietro al bancone del locale. Il 13 febbraio era stata accolta da malore proprio qui. Solo per fatalità il figlio, passato a salutarla, si è accorto della madre priva di sensi e ha chiamato i soccorsi. Di quegli attimi drammatici la cinquantenne oggi non ricorda nulla. Fondamentale. Che è andato a chiamare 118, però subito in farmacia che sono arrivate le dottoresse. Le farmaciste, utilizzando il defibrillatore donato proprio dalla farmacia San Francesco al comune la scorsa estate, sono riuscite a soccorrere la donna in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Le sue condizioni erano apparse molto gravi. La corsa al cafoncello, poi l'intervento per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, 15 giorni di terapia intensiva e la riabilitazione a Motta di Livenza. Nonostante tutto, oggi è qui a raccontare questa esperienza con il sorriso sulle labbra. Mi sono ripresa bene, anche in fretta, sì, subito. Abbiamo pregato in tanti, La cosa più bella di una comunità è scoprire che poi tutti i progetti per i quali uno anche pone fatica, energie, chiaramente per la cittadinanza, abbia un buon fine e anche un successo. Nel giorno del rientro al lavoro è stato un continuo via vai di amici e clienti arrivati per portare un regalo e per salutarla. Bisogna darsi animo e tirarsi su da soli e non darsi per sconfitto. Cioè, io avevo proprio voglia di venire a casa.
casa, quindi ce l'ho messa tutta per venire a casa in fretta. Un'intera comunità che si è stretta intorno a Edi, che lei stessa ha voluto ringraziare con un messaggio inviato a Baseggio, poi diffuso dal primo cittadino sui social. Di solito il sindaco riceve sempre messaggi a volte anche intimidatori, gente che si lamenta, raccolta firme. Il messaggio di ieri è stato bellissimo perché alla fine è una vita che riparte. Ringrazio mio figlio che è intervenuto subito, le dottoresse della farmacia San Francesco, il sindaco che si è subito interessato del mio stato di salute e tutti gli operatori sanitari che ho trovato. La forza per andare avanti nonostante tutto, ma non è sempre così perché tanti negozianti, tanti esercenti chiudono per la crisi in corso. Nel veneziano in 13 anni spariti 1600 negozi, vediamo. Sono più le città che hanno i negozi bui di quelle che riescono a rigenerare il tessuto che cambia. Mentre i piccoli centri si svuotano di negozi, fuori dalle città pullulano i grandi centri commerciali ed ecco che in poco più di 10 anni il volto delle città è radicalmente cambiato. Cambiano le abitudini di vita, dunque anche il modo e i tempi di acquisto. Tutto questo è raccontato dalla fotografia scattata dallo studio di Confcommercio Venezia e Rovigo che ha confrontato i dati degli ultimi 14 anni. Sono 1600 le attività tradizionali perse dal 2012 al 2025. Tutto dipende da una situazione che è continuamente in cambiamento e dall'offerta che nel frattempo è stata decuplicata togliendoci fuori dai centri storici o dalle antiche città tradizionali. Il tutto con una popolazione che invecchia, che non trova più la forza per rigenerare i consumi di prima ed è evidente che se troppo è l'offerta qualcuno cede. I consumatori cambiano l'approccio agli acquisti, spiega il neodirettore Francesco Antonic, cercano più coerenza con i propri stili di vita, quindi spesso si dirigono online, allo stesso tempo cercano l'ottimizzazione del costo e un'esperienza di acquisto a tutto tondo, compresa l'estetica del luogo in cui si decide di andare a acquistare. Tutti i temi che portano Confcommercio a chiedersi come tornare a riabitare i centri con negozi e servizi e affinché questo avvenga che intervengano anche i sindaci perché si facciano promotori dell'apertura di luoghi di socializzazione e aggregazione. Un obiettivo prima di tutto lo cogliamo con i sindaci della provincia, l'ANCI provinciale, Rovigo e Venezia e poi a suo tempo il nostro regionale lo porterà ai sindaci del Veneto perché l'obiettivo per essere colto deve seguire proprio l'iter istituzionale. Servizio di Edi Kaliman, vediamo gli ospiti di questa sera Focus, Mario Adinolfi, Luca Cotecchia, Lucrezia Favaro, Paolo Galeano, Paolo Pizzolato, Matteo Pressi e Massimo Venturato. Grazie ai nostri registi, ci vediamo stasera alle 21:20, buona giornata.